Buongiorno cari amici e ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo cosa ci riservano le costellazioni in questo giorno di lunedì 24 febbraio e quali sono gli influssi che riceviamo appunto dagli astri. Prima però vi invito, come di consueto, se ancora non lo avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie. Bene. Questo giorno di lunedì governato dalla Luna è un giorno che sicuramente mette in luce le questioni legate alla casa e con la costellazione Bilancia e la complicità appunto di Venere è possibile che si parli anche di abbellimento legato alla casa, oppure che si parli appunto di lavoro e di attività collaborative con membri della famiglia. È un giorno molto favorevole, molto positivo, è un giorno dove possiamo contare su un buon influsso accrescitivo. La Luna infatti fa da amplificatore in questo caso e poi siamo appunto entrati in crescente, dunque i progetti che abbiamo accuratamente pianificato e avviato nei giorni precedenti oggi troveranno sicuramente qualche motivo di ottimismo per noi, cioè qualche accrescimento, qualche conferma e un avvio favorevole. Dunque giornata molto buona anche per eventuali guadagni, eventuali investimenti per chi si occupasse appunto dei settori finanziari, giorno dove appunto investire anche in oro, perché no? E per chi è capace in borsa. Non vi consiglio chiaramente di fare da autodidatti oggi, non mi assumo nessuna responsabilità, rivolgetevi a esperti perché comunque oggi è una giornata che può risultare favorevole in questo senso. Dunque, tutte quelle che sono le questioni di collaborazione e la possibilità di crescere in team, perciò se lavorate in squadra oggi avrete sicuramente degli ottimi risultati e forse l'unico neo o l'unica cosa da non sottovalutare è appunto i superiori o comunque le persone in posti strategici o di potere. Dunque oggi cerchiamo appunto di collaborare, ma comunque risulta favorevole perché sia la costellazione Bilancia, quale stella capo della giornata, sia la costellazione Leone appartengono a due elementi, aria e fuoco, molto compatibili tra loro e dunque con questo potenziale di accrescimento favorevole. Ripeto che la giornata appunto è molto positiva, è possibile costruire favorevolmente in questo giorno qualcosa e la chiusura della giornata sarà ancora più positiva. Se già l'avvio era valido, la chiusura della giornata sarà eccellente. Dunque anche qui spostamenti, viaggi e possibilità di accrescimento. Qualsiasi iniziativa intraprenderemo vede una reale possibilità di essere concretizzata, perciò oggi molto buono. Non mi sento di aggiungere moltissimo altro, forse sarà un video corto, il più corto della storia del mio canale, però penso di poter dire che appunto quasi tutti oggi avranno di che gioire, comunque ci saranno delle cose positive un po' per tutti. Forse quelli che dovranno fare un po' di attenzione in più saranno le costellazioni di acqua che devono cercare di empatizzare, cosa che magari verrà loro difficile oggi, con i superiori o con persone che possono o devono darci delle risposte. Dunque oggi cerchiamo di evitare emotività eccessive e di non risentirci di eventuali commenti, annotazioni o diciamo osservazioni, anche se magari non sono proprio il massimo della costruttività, non prendiamola sul personale. Questo è importante proprio perché oggi le collaborazioni e in particolare le figure chiave sono fondamentali per il buon esito di alcune cose che ci stanno a cuore. Bene,
Detto questo, io vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube se ancora non lo avete fatto, o ad e ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, tornate a trovarmi per le previsioni di martedì 25 febbraio. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegard. A presto.